Buongiorno a tutti, oggi parleremo della forza delle farine. Il grano nasce con una forza ben precisa, stiamo parlando di grano tenero, quindi ci saranno dei grani più adatti ad esempio alla pasticceria e altri più adatti alla pizzeria e alla panificazione. Quali sono le forze? La forza è praticamente il glutine presente all'interno della farina, che è quello che ci aiuta poi, ad esempio nella panificazione e nella pizzeria, a sviluppare quella che è la classica maglia glutinica che ci permette di avere un'estensibilità del prodotto. Partiamo da una forza circa di 100, 90, 100 fino ad arrivare a 400. Sopra i 400 diventano farine speciali. Da 90 a 140 sono farine deboli e queste farine deboli si utilizzano per lo più quando vogliamo fare ad esempio della biscotteria, delle frolle in generale o delle masse montate, pan di spagna, cake, biscuit, quindi prodotti dove non serve effettivamente avere una grossa maglia glutinica. Dopo cominciamo ad andare su farine di media forza, quindi andiamo dai 150 a 160 fino ad arrivare ai 220, 240 e vengono quasi sempre utilizzate in pasticceria sempre, ma dove ci serve un qualcosa in più di maglia glutinica. L'esempio può essere anche la pasta sfoglia o come ad esempio anche dei lievitati come i croissant. Poi nel momento in cui andiamo sopra i 240 cominciamo a avere delle farine denominate più di forza. Dai 240 ai 300-320 sono ancora delle farine che vengono utilizzate per lo più in pasticceria e servono ad esempio nella produzione di grandi lievitati come i panettoni e i pandori. Quando saliamo ancora o comunque ci teniamo da quella forza in su, cominciamo ad avere delle farine che vengono per lo più utilizzate nel settore della pasticceria e della panificazione. Perché? Perché avendo più forza, quindi maggiore tenacità ed elasticità, sono più adatte a sostenere non solo l'idratazione dell'acqua, quindi ottenere dei prodotti sempre più soffici anche, pensate una pizza bella alveolata, ma anche lavorazioni e lievitazioni più lunghe. Quindi quando andate anche al supermercato o nei mulini, controllate sempre la forza delle vostre farine. Ultimamente si trovano anche proprio scritti W proprio nella confezione, ma nel caso non fossero scritti girate, controllate la tabella nutrizionale e leggete le proteine. Se sono all'incirca fra le 8 e 9,5 di proteine abbiamo delle farine con una forza debole. Quando comincio ad andare da 9,5 alle 11,5 allora ho delle farine forza media adatte per pasta fresca, pasta sfoglia. Quando sono sopra il 12 allora comincio ad avere farine più forti adatte alla panificazione. Bisogna stare attenti per quello che riguarda le farine di tipo 1 e tipo 2. Perché? Perché tante volte noi le acquistiamo anche per la pasticceria, però non sempre queste farine sono adatte anche all'utilizzo in pasticceria. Questo perché? Perché come vi ho detto prima è la pianta che mi dà la forza della farina, quindi il singolo chicco. Ci sono delle piante che possono essere, che danno origine a farine deboli e altre che invece danno origine a farine forti, quindi potremmo avere una tipo 1, una tipo 2 forte adatta alla panificazione e alla pizzeria. Se io le utilizzo per fare ad esempio dei biscotti, questi biscotti risulteranno troppo tenaci perché ci sarà troppa maglia glutinica. Quindi la soluzione sarebbe quella o di andare nei mulini e lì trovate le farine più adatte perché c'è scritto tipo 1 pasticceria, oppure se siete al supermercato controllare le proteine e se proprio volete essere precisi scrivere al produttore per chiedere la scheda tecnica dove potete poi leggere i W. Spero questa informazione vi possa essere utile.